Buon pomeriggio signori, malvenuti su questo canale, io sono Lord Perso e partiamo dalla sezione della community del mio canale. Vi avevo chiesto per Crusader Kings 2 cosa fare con il sultano Saltuk e vi avevo dato 5 diverse opzioni, di cui una era quella di non agire e quindi attaccare solo insediamenti minori vicino al nostro core. Vi avevo dato l'opzione di invadere la Bulgaria per il fronte europeo che ha preso un voto e ci stava, sarebbe stata veramente una giocata molto aggressiva. Poi ovviamente anche la vendetta sui georgiani, anche quella non sarebbe andata male perché ci stava anche fargliela pagare ai georgiani che continuano ad attaccarmi. Poi avevamo anche la cacciata agli infedeli dell'Anatolia che ha preso 2 voti. E anche quella sarebbe stata un'opzione interessante per sbattere finalmente fuori Costantinopoli e renderlo quel piccolo ammasso di città-stato che dovrebbe essere. E poi ovviamente c'è stata anche quella che ha vinto, che partecipa alla grande jihad per l'Egitto. Diciamo che una maxi guerra ci sta, anche se non ne avremo nulla dal punto di vista territoriale, però abbiamo diciamo salvaguardato l'Islam nella parte del Nord Africa e comunque ristabilito un po' l'egemonia islamica nella regione. Ovviamente ragazzi io farò come avete votato, perciò adesso vedrete la partecipazione nostra alla grande jihad. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto votare, mi raccomando rimanete aggiornati sul mio canale per le varie votazioni. Grazie ancora e ci vediamo in game. Eccoci ragazzi, tornati in game. Allora, facciamo solo un check delle nostre truppe perché voglio capire un attimo. Intanto reclutiamo un medico, va, che va sempre bene. Allora, vediamo un attimo le mie truppe come sono messe. Abbiamo 2294 uomini e 2186 uomini da parte dei nostri vassalli. Ok, allora io recluterei all'inizio solo le mie leve personali. Non voglio andare a prendere con i miei vassalli. Anche se vediamo un attimo le fazioni. Per ora c'è solo lui che mi può dare problematiche. Però io voglio far sì che ci siano abbastanza reclute da parte loro, perché alcuni sono messi veramente molto male. Magari reclutiamo queste reclute qua, quelli che hanno il full stack, che ce ne sono un po'. Però gli altri li lasciamo in pace. No, vabbè, dai, non voglio andare troppo a dissanguarmi per partecipare alla jihad. Utilizzeremo le nostre leve personali. Io al massimo comunque ho 704 ducati, quindi nel caso se avessi delle problematiche posso andare a utilizzare i mercenari. Problematiche in un futuro. Allora andiamo a vedere la jihad come si sta svolgendo, che la troviamo, scusate, la troviamo qua. Quindi il nostro califfo Al-Sahil Hamail è il califfo dell'emiro di Hiyaz ed è quello che è fondamentalmente in guerra contro il califfo e il re di Egitto, re Stefano, re di Egitto. E qui abbiamo il pretendente califfo. Ok, niente, uniamoci come da votazione. Ok, quindi facciamo offri di unirti alla guerra, jihad per l'Egitto. E siamo entrati anche noi ragazzi. Dai che ci buttiamo a capofitto in questa guerra, vai. Senza arte né parte, ok. Intanto reclutiamo tutte le nostre forze, facciamo un bel rendezvous. Qua non ho neanche un'unità. Vabbè. Ok, mi hanno accettato l'offerta. Ok, vediamo intanto il medico, vediamo com'è. Ah, già questo mi piace, medico famoso, mistico e anche acuto. Assolutamente accettiamo l'offerta di questo medico. Ecco qua signori, questa è la jihad che sta iniziando, praticamente sta continuando, scusate. Troppe robe da guardare contemporaneamente. Allora, non sono fortissimi, non sono fortissimi. Hanno 4000 uomini, ma noi ne abbiamo veramente tanti di più. Guardate, sono tanti di più. Tra l'altro, anche queste armate qua sono
fanno parte della Jihad. Bene, bene, bene. Allora non c'è bisogno di reclutare i nostri vassalli, li lasciamo un po' in pace perché abbiamo veramente drenati in questi anni. Attenzione, fazioni pericolose. Chi si è unito? Lui. Vabbè, ok, è un mio vassallo, va bene. Ok, non mi interessa più di tanto. Magari facciamo una cosa, combiniamo un fidanzamento con una mia figlia. C'è la possibilità? No. Che se fosse stata la possibilità me lo portavo a casa, va bene, ok, niente. Abbiamo reclutato intanto i nostri uomini. Finiamo il rendezvous. Qui. Ma qua secondo voi posso intervenire? Non lo so. Intanto mettiamo al centro il nostro sultano. Ai lati mettiamo comandante Dala assolutamente. E lui sull'altro lato. Questa non capisco se è una guerra per cui possiamo partecipare. Intanto sì, assolutamente. Diciamo che o esci dalla fazione o salti dalla finestra. No, non so cosa fosse. Qui intanto abbiamo un'armata. Ok, da Napoli, non ci interessa. Niente ragazzi, spostiamo tutte le armate qui e andiamo a far casino. Comunque deve essere appena iniziata perché vedo che hanno reclutato le truppe. Le hanno messe tutte nello stesso punto adesso. Quindi andiamo a rafforzare la posizione loro per dare un contributo maggioritario. Poi casomai ci sposteremo e andremo a prendere questi altri territori. Intanto attenzione perché un'unità da 7000 sta girando. Qui abbiamo un 14 che è veramente buona come unità. Qui un 21, wow ragazzi. Il problema è che se non intercettano questa unità qua tanto vale, cioè. Intanto continuiamo nel nostro cammino. Quanto perdiamo? Ne perdiamo un po' al mese, Ne perdiamo un po' al mese. Allora, vediamo se è dato su Costantinopoli. Io posso fare qualcosa. Per essere ripristinata. Ma io posso ripristinare in qualche... per essere la grande opera. Ok, no, non mi interessa. Però io avevo fatto quella roba per sistemarla. Come cavolo si fa? Io non ne ho idea. Ho anche una stazione commerciale di Genova qua. Ah, interessante. Guarda qua quanto la posso fare. Introiti fiscali più 2. Ma devo spendere tantissimo. Adesso non me lo posso permettere. Intanto andiamo avanti con l'esercito. Ok, vediamo quello da 14 se ingaggia oppure no. Ok, dai ragazzi. Quello da 22 se ne sta andando. Ma dovete ingaggiare ragazzi. Spostiamoci va. Infatti l'hanno subito recuperato. Tanto, ok, fazioni pericolose ma se ne sono già andate. Facciamo così. Oh, non devo farmi intercettare quello da 6, quello da 2. Rimaniamo in questa zona, va, prima di attirare brutte... attenzione, perché qua... Spostiamoci un po' indietro. Oh, ragazzuoli, dovete entrare in guerra, Intanto quelli da 6 si spostano. Allora, unirli a questi... No, 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 aspettate ragazzi, che qua sta succedendo un mezzo casino. Non voglio... Questi sono contro di noi. No. Intanto dove stanno andando gli altri? Wow, 10.000 qua ragazzi c'è. C'è un 10.000. C'è un 10.000, non chiudiamo le porte. Allora io vorrei tanto andare in questa direzione e far fuori questi. Però insomma è un po' pericoloso, Vediamo. Intanto iniziamo a spostarci. Vediamo se richiamiamo truppe nostre alleate. Ah, teniamo il tratto Mujahideen. Competenze militari, abilità. Wow, 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 un sacco di roba. Perfetto.
Allora, ma qui c'è l'assalto. Armatevi. Ah, ok, quindi delle posizioni sono in comune. Se io vado qua, c'ho una paura, ragazzi, che questi poi da 6000 entrino. No, andiamo di qua e diamo il contributo su queste posizioni qui. Ok, abbiamo forse vinto, esatto, una guerra. Ne facciamo un'altra subito, anche se c'è l'attraversamento. Attenzione. Ho perso. Ah, perché questo forte qua, ok, mi dava. Va bene, mi dava la visuale. Intanto qua, nella confusione circonda la battaglia, i miei uomini hanno messo le corde, il borgomastro, i Drejak di Said, scusate, che ha resistito coraggiosamente fino a quando lui, secondo i rapporti, non ha inciampato nella sua stessa ascia. Bene, l'abbiamo fatto fuori. Ottimo. Questo esercito a 13, bello ciccioso. Ok, qui intanto andiamo a sconfiggere loro. Questi fanno il giochino. Se questi si muovessero a attaccare questi, mi farebbero anche un piacere. Bene, intanto abbiamo sconfitto un esercito. No, via subito. No, ragazzi, dai, entrate in guerra con noi. Maledetti, dai, che arrivano. Dai che arrivano. Eccoci, prima sconfitta dura, attenzione. Controllerò le pianure o mi concentrerò sul fianco? Controllerò le pianure, ragazzi. Fianco saranno i miei generali. Signori, che battaglia. Prima battaglia vinta ci porta a un 12. A un 12, signori. Andiamo giù, veniamo ancora questi. Signori, che battaglione. Anche questi sono da far fuori. Adesso li facciamo fuori tutti, Tanto qui un altro ancora. Lo stesso esercito sconfitto. Perfetto, quello di prima. Andiamo a sconfiggere anche questi eserciti qua, che sono piccolini. Il nostro contributo lo stiamo dando. Intanto sta entrando un esercito da 9000 più un 12000. Attenzione, signori. Torniamo subito indietro. Non ce la facciamo in tempo, purtroppo. Non ce la facciamo in tempo. Vediamo se riusciamo. Io vorrei sapere dove cacchio sono. Assolutamente il medico per mia figlia. Dove cacchio sono i nostri alleati. Però intanto abbiamo un più 15%. Guardate qua. Anche qui una battaglia. Due battaglie importantissime. Attenzione per la Jihad. Vediamo se riusciamo a dare il contributo. Intanto una mia cortigiana mi chiede se diventare giusta o moderata. Tu devi diventare una moderata, secondo me. Sì. Attenzione, siamo entrati. Batosta grandissima. Qui purtroppo la perdiamo. Però, ragazzi, qua la perdiamo, ragazzi. Cerchiamo di andare subito in aiuto del nostro alleato, ma sono in difesa. Grazie. Allora, lei cosa vuole? Un'altra ancora stessa cortigiana di prima. 6 casta. Casta, diventerai paziente anche. Attenzione. Qua l'abbiamo persa, ragazzi. Fermi. Allora, 7000 uomini. No, scusate, l'hanno vinta, l'abbiamo vinta. Scusate, ragazzi, perché loro sono in ritirata. In ritirata caotica. Allora, ragazzi, è il momento di spingere. Spingiamo sulle posizioni. Bene. Non ho abbastanza uomini per porre d'assedio. Spostiamoci qua. Prendiamo questo castello. Intanto, ragazzi, mamma mia, è morto dall'altro il sovrano, ragazzi. È morta Stefano d'Egitto. È morto. E magari è quello che abbiamo fatto fuori noi, non lo so. E c'è suo figlio. Allora, vediamo qua. No, non posso far fuori il forte. Sì, no, però non stiamo perdendo uomini, quindi va bene qua. I bambini sono senza un obiettivo. Allora, tu che hai il labbro reprorino e sei nel nostro vassallo. Ok, allora tu sicuramente non ti voglio con l'intrigo. Continuerai con un'educazione di tipo letteraria. Qui abbiamo qualche invasione, qualcosa? No, per ora no. Guardate qua, tra l'altro, come si danno battaglia.
Come si danno battaglia? Mamma mia, è sotto attacco di tantissimi. Speriamo poi di riuscire a prenderli in un futuro, perché bisogna vedere chi va al posto loro. Comunque ragazzi, wow, abbiamo fatto veramente una bella battaglia. Prigionieri purtroppo nessuno, peccato. Peccato. Guarda questi infami come tentano di farmi fuori. Poi li dovrò arrestare tutti, ragazzi. Tutti tra l'altro i miei parenti, ovviamente. Bene, bene, bene. Adesso ci prendiamo un forte. Speriamo di fare un po' di man bassa con i nobili. Mamma mia, ragazzi. Eccoli qua. Attenzione, uno scontro. Uniamoci anche noi allo scontro. Si è messo il lucchetto. Attenzione, non scappano. Non scappano. Hanno una buona difesa, ma siamo il doppio del doppio, ragazzi. Quindi allora, il mio maresciallo ha scoperto un uomo di talento. Quindi lui mi diventa wow, 17. Anda. Benissimo così. Dai ragazzi, che li polverizziamo. Dai, smazziamoli sti qua. Intanto come sono messi i miei vassalli, vediamo se hanno recuperato. Ok, hanno recuperato, quindi sono arrivati al massimo di truppe. Io allora recluto anche le truppe dei miei vassalli. Ragazzi, è giunto il tempo di menare le mani. Seriamente, non essere solo una macchietta di contorno. Andiamo a prendere questi. Anzi, mi piacerebbe liberare questo forte, ma non credo di esserne in grado. Aspettate, aspettate. Aspettate, fermi tutti. Allora, ce ne possiamo rimanere qua in attesa di un 3000. Un 3000 che viene da noi. Con un morale sotto le stelle. Va bene, aspettiamoli a questo punto. Intanto recuperiamo le nostre truppe dai vassalli. Bene. Spero che entrino anche loro con noi. No, forse non ce n'è bisogno, perché comunque diventa gianista. Chi è? Mia figlia diventa gianista. Ma perché? Vabbè, tanto va il vassallo. Va bene. Bene, uno dei miei generali aumenta le sue competenze. Qui ragazzi, non ce n'è. Non ce n'è. Il terreno è anche favorevole. Ragazzi, che botta, che botta. Che sberle che gli stiamo dando a questi. Dai che ci occupiamo questo tratto qua. Ragazzi. Ragazzi. Fatemi vedere intanto chi è che... ok, un 16, un 15. Quindi quello più debole sono io, mi sa. Perché esatto, 19, 19. Ah, però ho un altro 19. Mettiamolo allora. Che adesso è diventato un 21 addirittura. E l'altro lo mandiamo a... come comandante di queste truppe. Poi si unirà a noi. Quindi è il 16 qua. Ok. Ragazzi, arrivano i rinforzi. Arrivano anche i rinforzi, signori. Tentano ancora la traversata. Tentano ancora la traversata. E qua li massacriamo. Mio figlio intanto... Il mio figlio è robusto, perfetto, ha un'ottima salute, è coraggioso e gentile. Wow. Perfetto. Molto 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 bene. Benissimo, ho realizzato la mia ambizione, ragazzi. Sono veramente molto contento. Quindi bene così. Vediamo che altra ambizione posso farmi. Un amico, va bene, ok, facciamoci un amico. Allora a questo punto cambiamo la tradizione. Facciamo su Baldoria, ma non si può ancora fare, niente. Gestiamo il regno alla meglio. Ragazzi, guardate qua la ricchezza, che è abbastanza buona, perché non abbiamo tante truppe che ci sono morte in battaglia. Allora, non tutti... comandante... Ah no, scusate, pensavo fosse la regina di Gerusalemme. Allora, posso... No, ragazzi, qua mi chiede un duello. Quindi io la vado a spacca. Lui ha 6 e 8, va bene, contro di me. Io ho 15 e 15, quindi direi che duelliamo. Altrimenti ci
altrimenti andiamo in una zona molto negativa in futuro. Quindi mi salvo la pelle, ma vado molto negativo. Qua invece, ragazzi, il comandante nemico è un crociato. Però, ok, è un capo diretto, però a livello di battaglia non è proprio forte. Quindi lo andiamo a combattere. E ragazzi, non posso credere a cosa che sta succedendo, ma ogni colpo della sua mazza si sta avvicinando sempre più alla vittoria in questa battaglia. Saltando indietro per evitare ancora un altro colpo terribilmente fortunato, mi trovo bloccato ad un albero morto. Ragazzi, Gesù, il cristianesimo, è con lui. Nonostante sia un pessimo combattente, mi sta mettendo... No. Mi sta mettendo in brutte situazioni. Allora, aspetta, mi arrendo, prendimi prigioniero invece. Quindi divento carcerato. Potrei dargli Kasim, che è il nostro comandante, quindi al posto nostro, ragazzi, dargli Kasim, ma non è, questo non è affatto onorevole. Poi, tra l'altro, io... diciamo che non sono proprio... cioè non sono proprio un infame, quindi in realtà... Oppure muoio, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Allora, posso farmi prendere prigioniero o offrire Kasim? Allora, Kasim, ragazzi, però è crudele, dotto, fanatico, lussurioso, Mujahideen, comandante della cavalleria. Cosa faccio, ragazzi? Però io sono giusto, Io sono giusto, sono gentile, socievole, superbo. Però sono anche superbo, non posso arrendermi, ragazzi. Non posso arrendermi, sono superbo. Ragazzi, è una scelta difficile. Non so cosa fare, perché, guardate, allora, giocando di ruolo ci starebbe anche... Ah, però io ho questo. Ah, socievole, no, scusate. Ci starebbe anche perderla con onore. Ci starebbe anche perderla con onore, perché... ci starebbe perderla anche con onore. Ragazzi, però è assurdo che perda contro un pirla del genere. Pulito, esperto, giusto, gentile. Ora non la voglio mettere i voti questa cosa, perché ragazzi, come si fa? Però... è tosta. Mi prendo un attimo per decidere. Allora, ragazzi, ci ho pensato su. Allora, vedendo le caratteristiche che ho giustizia, gentile, caritatevole. Non posso dare Kasim al posto mio, tra l'altro. Se andate a leggere, adesso ve le lascio qua. Se andate a leggere che cosa, praticamente cosa ottengo ovviamente tradimento in campo di battaglia, opinioni, eccetera. Cioè, sì, mi salvo la pelle, però tradire non fa parte di me. Cioè, io sono una persona giusta, quindi a malincuore il tradimento lo devo lasciare perdere. Mi rimangono... è così che finisce, quindi muoio. Oppure che ovviamente non lo voglio fare, perché ragazzi, cioè, va bene tutto, però... allora, ci starebbe anche, perché comunque lui alla fine è una persona giusta, però... obiettivamente nessuno sceglie l'opzione di morire. Poi tra l'altro è anche un sovrano forte, superbo, cioè non lo fa. Però arrendersi e essere presi prigionieri secondo me è una buona opzione per i tratti che ha, perché comunque ha giusto, che è quello più importante, e gentile. Lui vuole comunque continuare a combattere perché è un Mujahideen, però diciamo che avendo perso il duello è giusto che venga incarcerato, quindi andremo prigionieri. E ragazzi, non ho idea di come possa evolversi la situazione dopo che diventeremo prigionieri, però così faremo, incarcerati. Quindi adesso abbiamo la reggenza, signori, la reggenza, e sarà un bel casino, sarà un bel casino. Vediamo qua se posso cambiare.
Posso cambiare, vediamo che opzioni mi dà. Allora, non posso prendere nessuna opzione militare né nessuna opzione diplomatica. Posso andare sull'intrigo, quindi... Tra l'altro mi si è azzerato l'intrigo e la diplomazia completamente. Non posso andare neanche su sovrano, però posso leggere o diventare un teologo. Io a questo punto tra i due, ragazzi, scelgo di diventare teologo, perché comunque sono Mujahideen. Sto facendo la guerra santa, perciò assolutamente scelgo di diventare un teologo. Ovviamente l'obiettivo farci un amico sarà difficile in prigione. E qua vedo tra l'altro che però alcuni miei figli non studiano. No, sì, hanno i precettori, però vabbè, lei non mi interessa che studi onestamente. Però lui sì, perché lui non ha un tutore. Quindi assegniamo un tutore e assegniamo qualcuno di forte in battaglia, quindi il mio genero, assolutamente. E anche lui verrà addestrato da mio genero, quindi assegno un tutore. Sei diventato già abbastanza grande, 7 anni. È un bel macello, ragazzi. Intanto il mio secondogenito, lui, ok, è rozzo, iracondo e testardo. Ah, un bel personaggino, un bel personaggino. Però ha fiuto per gli affari, bene. Mi interessa. Allora, ragazzi, niente, riuniamo le truppe come stavamo facendo. Purtroppo siamo stati incarcerati, quindi la situazione non è delle migliori, ma abbiamo vinto anche questa battaglia. Perfetto. Io vorrei tra l'altro chiedere di essere liberato. Mi permette 250 pezzi. Ragazzi, a questo punto paghiamo. Non c'è cifra che non daremo per saltar fuori. Questo ovviamente è un bel problema, però ci facciamo liberare, ragazzi. Paghiamo il riscatto per essere liberati. Ovviamente però, essendo un Mujahideen, quindi ce l'ha proprio nel sangue questa cosa, vuole... Tanto il tratto anche impaziente, quindi vuole ritornare sul campo di battaglia, non gliene frega niente, si ritorna a combattere, ragazzi. Si ritorna a combattere. Intanto le mie truppe sono state... si sono unite e vanno tutte all'attacco. Qui intanto stiamo cercando di prendere il forte, tirarlo giù. Importante avere questa testa qua di ponte, perché ci permette di bloccare gli attacchi. Attenzione, un altro attacco. Loro continuano imperterriti, proprio zeloti fino alla fine, ma mi spiace per loro, ma non c'è molto da fare per loro. Perfetto, abbiamo preso un loro, abbiamo fatto un prigioniero. Andiamo a vedere un attimo se riusciamo a darlo via per 10 pezzi. Vabbè, meglio di niente. Tanto era un personaggio minore. Recuperiamo un po' dei 250 denari che abbiamo dovuto dare. Ok. Dai ragazzi, forza, forza. Assaltiamo, prendiamo sto posto. Continuano imperterriti. Questa cosa non ha molto senso, però. Attenzione, abbiamo trovato un apostata che è il mio imam di corte. Allora, no, ragazzi, non ditemelo, mia moglie. No, mia moglie è un apostata. Allora, sultano, il mio sultano, diversi paesani preoccupati sostengono che i loro bambini siano vittime degli incubi di questa donna. Lei ovviamente è una strega, cosa dovremmo fare di lei? No, ragazzi, ma la mia prima moglie. Io... Cacchio, la posso marcare. Tra l'altro lei c'ha 13 di intrigo, ragazzi. Allora, se dovessi giocare di puro gameplay, ovviamente la brucerei. Nel caso in cui invece io debba giocare di ruolo, appunto, cioè giocando di ruolo, io sono giusto, gentile però e caritatevole. Ragazzi, cosa fare? Cosa fare? Perché se sono giusto e lui mi dice che effettivamente lei è una strega, sarebbe da bruciare. La posso marcare.
Però poi me la dovrei tenere come strega al mio fianco. Potrei incarcerarla, visto che comunque è mia moglie. Perché comunque io bene o male la amo. Cioè, fatemi vedere. Opinione di Saltuk 59. Ah, però la mia opinione di Merv non è così buona, non è così buona, attenzione, non è così buona. Perché io la considero né positiva ma neanche negativa. Quindi io non ho una buonissima... Probabilmente avevo già in mente qualcosa, ma i miei occhi da innamorato non hanno voluto vedere. Ma ora che... oltre che, scusatemi, l'imam di corte mi ha... sì, si chiama anche lui Saltuk. Mi ha illuminato. Forse io ho visto qualcosa. E allora, ragazzi, sono anche giusto. Quindi quello che è giusto è giusto. Mi spiace. Addio moglie. Mi spiace. Sono stato un po' crudele, effettivamente. E la mia moglie, perfetto, abbiamo fatto un altro prigioniero, perfetto. La mia moglie adesso è diventata lei la mia prima moglie, tra l'altro più giovane. La mia opinione di Samur, non è proprio elevatissima. Vediamo un attimo come mai abbiamo tutti questi tratti. Tra l'altro un 12, wow, sono passato. Mamma mia, che brutti tratti. Un'abile tessitrice, me la devo fare anche piacere praticamente. Vabbè. Vabbè. È un bel... è un bel problema. Un bel problema. La moglie è andata, va bene, generiamo un po' meno figli, fortunatamente, perché... Ragazzi... Dai, che aspettiamo i rinforzi. Intanto prendiamoci anche questa città. Dai che la Jihad la vinciamo. Dai che sta Jihad la vinciamo. Sono disuniti loro. Non si coordinano bene. Dai che prendiamo questo castello. Dai, oh, finalmente questo forte preso. Intanto ci uniamo. Ok, non so perché mi si è spostata la grafica qua. Ok, ci siamo uniti. Uniamo le forze, quelle dei nostri vassalli, che anche loro si sono uniti a questa guerra santa, dopo essere riuscito a convincerli. Va bene. No, però io non sono presente. No, io voglio essere presente, quindi Saltuk deve essere presente. Ok, la mia cortigiana ottiene un buon tratto e vuole... No, orgogliosa no. Buon per lei, testarda. Bene, siamo tornati in battaglia. Perfetto. Qui possiamo decidere l'assalto alla città. Va bene, aspettiamo un attimo che scenda. Perfetto, abbiamo preso la città. Intanto la mia passione, diciamo, per l'Islam inizia a venire fuori. E quindi dedicherò più tempo alle scritture. Perfetto, intanto abbiamo preso questa vittoria. Andiamo a aiutare i nostri alleati, che non sono in difficoltà, ma un aiuto lo accettano sempre. Poi ci sposteremo a nord, che qui, vabbè, hanno già vinto, quindi... Diamo il colpo di grazia qua. Sarebbe bello riprendersi questo castello. Adesso magari... Ah, ok, l'hanno già fatto. Ok. Guardate qua come siamo messi bene, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. La Jihad qua sta procedendo bene. Abbiamo 3-4 eserciti sul campo di battaglia e li stiamo distruggendo. Molto interessante. Bene. Prendo il tratto di erudizione, ottimo. Quindi sono intrigo 0, però erudizione molto buona, perfetto. Perfetto. Due rivendicazioni. Rivendica l'Egitto. Ragazzi, posso rivendicare l'Egitto.
No, dai ragazzi. Sì, ma 13.000. Però ragazzi, possiamo rivendicare l'Egitto. E? Chi? Cosa? Ah, vabbè, questo qua. Sai che me ne faccio. Però ragazzi, potremmo rivendicare l'Egitto in un futuro. Ragazzi, si prospetta delle partite veramente interessanti in futuro. Va bene ragazzi, allora per ora terminiamo qua. Vi faccio vedere ancora questa schermata. Qui c'era un esercito, dove è finito? Si è spostato, va bene. Qua probabilmente si è unito a noi. Si è unito a noi, sì. Vediamo adesso di far saltare l'Egitto, di vincere questa jihad e vedremo poi gli sviluppi che avrà tutto questo Ambaradam in seguito. Vediamo l'ultimissima cosa, se non me la dimentico. Ragazzi, posso fare delle obbligazioni, posso far fare delle obbligazioni assolutamente, quindi io direi che la borghesia mi deve dare più tasse. Mi paga più tasse, perché ho bisogno di soldi e quindi ci darà più denari la borghesia. Perfetto. Bene, noi ci vediamo nel prossimo capitolo. Rimanete attaccati perché ragazzi qua ci sono degli sviluppi veramente interessanti. Soprattutto nella prossima puntata vedremo come andrà. Non so se vi farò fare una votazione in futuro sul discorso Egitto o non Egitto. Rimanete anche per questo collegati, perché potete sempre decidere le sorti di questo gioco, di questa partita. Grazie ancora per aver partecipato, chi ha partecipato, e alla prossima.